non esistono i soldi fermi, esiste che attivi una linea di credito con cui paghi. Allora l'Europa dice no, guarda, non puoi farlo perché esci dal meccanismo del patto di stabilità e deficit che aumenta rispetto al PIL, tu devi stare sotto i 3 è il tuo massimo. Abbiamo dimostrato che quello non è deficit, quello è debito, cioè non è il deficit che si produce anno dopo anno, ma il debito complessivo del paese, va calcolato là il debito. Questo ha consentito di calcolare in modo diverso il meccanismo, però qualcosina pesa lo stesso. Cosa pesa? Gli interessi. Quindi se noi abbiamo 70 miliardi di scaduto da pagare, 5%, 4,5, vediamo insomma, va a finire nel deficit, quello che si calcola nel rapporto. Per questo siamo stati in grado di liberare 20 miliardi e adesso ne libereremo ancora, 11 sono già pagati, non è una cifra bassa, e questo ha messo in moto l'economia in modo interessante, anche perché abbiamo avuto poi il rientro dell'IVA, che è una cosa importante anche questa, e quindi ha rimesso in moto anche un pezzettino di entrate. Questa è una cosa sulla quale dobbiamo insistere, perché intanto il fatto di correttezza, se hai fatto delle spese le devi pagare. Secondo, perché è una spinta enorme alla nostra economia. Attenzione, non è lo Stato che deve pagare, lo Stato, come dire, crea il meccanismo autorizzativo, poi le centrali e i punti da cui si paga sono un'enormità, sono le ULSS, sono le regioni, sono i comuni, sono le province, sono i ministeri, sono tanti punti che hanno attuato la spesa e che adesso non pagavano per il meccanismo di vincolo. Ecco perché ci vuole un po' di tempo da quando lo decidi 20 a quando si paga, perché non è che paghiamo come governo, abbiamo creato le condizioni per pagare. Questa è stata una cosa molto importante. Abbiamo potenziato il fondo di garanzia. Cosa succede? Succede che le banche non si fidano di prestare denaro sulla base di garanzie che una volta valevano. Perché? Perché erano garanzie quasi tutte legate ai beni immobiliari. Oggi i beni immobiliari garantiscono di meno e quindi la banca, quando gli vai a chiedere un prestito e gli dice a garanzia ci metto il capannone, dice no, guarda, il tuo capannone se chiudi non vale molto, non ti posso garantire su quello. Abbiamo raddoppiato il fondo di garanzia, cioè lo Stato diceva bene, garantiamo noi perché l'azienda è un'azienda che deve continuare, e quindi abbiamo messo in moto questo meccanismo. Adesso ne abbiamo in mente un altro che vi dico fra un attimo. Abbiamo messo a disposizione, fra poco esco con i decreti, credo la prossima settimana, un meccanismo perché tutte le aziende che acquistano macchinari possono usufruire di un interesse ridotto a metà. Quant'è l'interesse? 4,5, bene, metà lo paga lo Stato. Questo mette in moto 5 miliardi di investimenti nel campo di tutto ciò che serve per l'attività produttiva. Macchine fino a 2 milioni di euro si arriva a coprire con questa operazione. Già si vedono tutta una serie di attività. Una cosa interessante, credo l'abbiate vista, abbiamo proseguito e aumentato anzi l'esenzione fiscale per tutta la partita che riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. Qui ci si guadagna tutti perché consumiamo meno energia elettrica e metano e gas, e partono tutta una serie di filiere nel campo delle attività produttive che sono legate a tutto ciò che si produce, da centrali termiche più efficienti, installatori che montano i vetri doppi, adesso vi racconto anche una cosa sulle complicazioni, che montano i vetri doppi, gli isolamenti sui tetti, pompe di calore. Si è messo in moto con questo 65% di taglio sulle imposte un meccanismo importante, ed è stata una cosa positiva. Li chiamiamo anche eco bonus, insomma, per capirci. Questo vale anche per le ristrutturazioni e per l'arredo fisso. E i risultati su questo vengono riconosciuti, si vedono. Sarebbe interessante fare di più, però le risorse in questa fase in cui siamo al limite dell'indebitamento, siamo al 3%, non riusciamo a farlo. Vi racconto un aspetto di burocrazia che mi è capitato nel Ministero.
quando abbiamo deciso di proseguire con l'eco bonus, cioè ti sconto il 65% delle tasse se fai operazioni di efficientamento energetico del tuo edificio che consumerà meno energia per essere riscaldato o raffreddato, i dirigenti mi sono venuti a dire: beh, introduciamo un corso da fare nelle camere di commercio per tutti quegli installatori che vanno a installare. Scusa, se fino adesso hanno installato, fino al 30 di giugno hanno installato, perché dal 1° di luglio dovrebbero fare un corso che poi vuol dire metti in moto una serie di macchinarie? Poi dice: ma sai, anche l'Europa dice che bisogna, ma ce lo impone? No, non ce lo impone. Lasciamo perdere, perché se hanno installato fino adesso continueranno a installare anche dopo. È obbligatorio che l'artigiano che sa montare le finestre col doppio vetro debba andare a farsi spiegare i noti convertivi da uno studente universitario, no? È questa cosa, ma per dirvi come tendono a stratificarsi le burocrazie. E se uno non ha in mente cosa succede alla fine, dice: ah beh, è una bella idea, e intanto vuol dire un altro mese perso, 2 mesi persi, come una cosa. Questo è invece l'errore di cui mi sono accorto tardi, che bisogna fare, è non avere 2 sconti diversi, 50 e 65. Perché? Perché i comuni devono star là a guardare se siamo nell'efficientamento energetico o nella ristrutturazione energetica. Devo dire che lì mi è scappata la cosa, adesso l'ho capita, perché dicendo è tutto uno, non serve un controllo così rigoroso, è efficientamento 65%, è ristrutturazione. Portiamo tutto a 60 e non se ne parla, e non se ne parla più, e il comune con maggior semplicità può accertare che si tratta di una di queste fattispecie, senza andare a vedere se il mattone aggiunto è efficientamento o è ristrutturazione. Vi ho già detto dei tagli sulle bollette che abbiamo attuato, che sono 600 milioni in tutto, e poi abbiamo semplificato il fatto di poter fare delle società SRL, anche qua con tutta una serie di meccanismi. Vi ho parlato poco fa della legge che rifinanzia gli investimenti. Adesso non vi parlo di lavoro, non vi parlo di scuola, non vi parlo di altre iniziative, cassa integrazione, su cui ci sono state delle misure apposite. Vi dico che alcuni piccoli risultati si cominciano a vedere e c'è anche un elemento di ripresa che in qualche modo è interessante, e si stima che l'anno prossimo il PIL cresce invece di calare, si inverte la curva, invece di calare si raddrizza un pochettino, insomma è una cosa importante. Adesso abbiamo in mente queste cose, abbiamo fatto un progetto che si chiama Destinazione Italia, punta su cosa? Sui fattori di svantaggio che vi ho detto prima: energia, costo del lavoro, credito, burocrazia e fisco. E quindi punta su cercare di fare in modo che gli imprenditori che vogliono investire, quelli che vengono dall'estero e quelli che vengono gli italiani in Italia, siano facilitati. Internazionalizziamo il sistema della ricerca dell'università, in modo tale da non sentirci più dire che i nostri cervelli vanno all'estero. Anche qua è un modo un po' così demagogico di descrivere le cose. È bello se un nostro giovane va all'estero, si impadronisce fino in fondo di una lingua e poi torna con un'esperienza importante. È che se li mandiamo via e non ne prendiamo, e non c'è un circuito di queste cose, noi prendiamo manodopera di bassa qualità, abbiamo fatta entrare tanta nel nostro paese, e mandiamo via quella di qualità più elevata, che ci è costato tanto, perché costa tanto formare un laureato, lo paghiamo tutti, no? Quindi bisogna che ci sia un circuito. Stiamo semplificando tutte le procedure, perché vogliamo facilitare anche questa attrazione, chiamiamoli così, dei talenti. Per questo, per dirvi cose semplici da fare che dobbiamo fare, dobbiamo semplificare il sistema dei visti. Se un cinese vuole venire in Italia ed è un imprenditore che vuole venire a investire, spesso ci mette mesi a ottenere il visto, perché i visti li danno solo all'ambasciata di Pechino. Adesso stiamo vedendo di fare in modo che questa cosa si allarghi. Ho detto Cina, ma vale per l'India, vale per molti paesi che sono in via di sviluppo. Stiamo semplificando la normativa del mercato del lavoro in modo da allinearla con quella di altri paesi e renderla più semplice. Anche questa è una partita complicatissima. Vi faccio un esempio che riguarda l'Alitalia. L'Alitalia è messa, come sapete, male, e bisogna procedere a un'operazione importante per rilanciarla.
Ma una delle cose che accade è che i competitor, le low cost, che hanno i tratti più vantaggiosi, meglio gli slot più vantaggiosi, cioè nei tratti vantaggiosi hanno i tempi migliori e non hanno l'obbligo di garantire tutta una serie di servizi, per esempio non so, con le isole eccetera eccetera, hanno il contratto di lavoro fatto in Irlanda. Cioè il loro lavoratore che vuole in Italia, che fa il servizio in Italia, non è pagato come i lavoratori italiani e non ha le stesse garanzie. Bisogna che su queste cose ci informiamo, perché se hanno una situazione di non solo low cost ma anche di low stipendio, no, è evidente che sono competitivi con noi e ci mettono in crisi. Stiamo velocizzando tutte le procedure doganali con i paesi non europei, perché nei paesi europei non ci sono più procedure e vogliamo con forza far valere sul terreno dell'economia italiana e globale due asset fondamentali che sono il turismo e la cultura. E qui ci sono moltissime cose da fare, perché noi siamo sottodimensionati come turismo, grazie, siamo sottodimensionati rispetto alla potenzialità, possiamo crescere enormemente. Non è un lavoro che può fare solo il governo, deve farlo anche tutta la filiera del turismo, che deve migliorare di qualità. Quando si parla con gli operatori stranieri del nostro turismo, dicono una cosa semplicissima: vogliono sapere i turisti che vengono in Italia quanti soldi costa esattamente stare qui una settimana o due, non trovarsi sorprese.